presenta la quarta edizione di Fashion and Over, riservato a ragazze dei 25 anni e oltre. Direi di accogliere con un applauso le due conduttrici Claudia Pinton e Irene Premic. E facciamo un applauso anche a Giulio Romi, titolare dell'agenzia degli eventi. Grazie a tutti per questa sera di essere qui e grazie ovviamente a Villa Italia che ci ha ospitato per questa serata. Appunto, dicevamo, il concorso è il concorso Miss Fashion Miss Lady Over, quindi vedremo sfilare delle donne bellissime di un'età non diciamo tradizionale, quindi non le solite ragazze teenager. Infatti le miss che vedremo questa sera vanno da 25 anni in su e si suddividono in 3 categorie, esatto. La prima categoria è composta appunto da ragazze giovanissime dai 25 ai 35 anni, poi la seconda categoria è dai 36 e va fino ai 45, e terza categoria dai 46 e oltre. E poi abbiamo un altro concorso sempre in questa serata, giusto? Esattamente, abbiamo delle ragazzi che sfileranno per aggiudicarsi la Miss Curvy di questa sera e poi andremo a intervistare la patron della serata. E direi di iniziare per conoscere le Miss di questa sera che si andranno a contendere il titolo. Cosa dici, Rani? Proprio così, quindi accogliamole con un grande applauso in questa uscita di presentazione. Esatto, saranno vestite in casual. Che le vedo pronte lì, le vedi già? Cosa facciamo? Iniziamo? Direi che possiamo dare inizio alla prima uscita in concorso delle nostre miss, la prima uscita in costume. Esatto, mi raccomando, giuria portate portamento, fisicità e bellezza ovviamente delle nostre miss. E direi di partire con la prima concorrente in gara.
trovarci una ragazza che partecipa spesso ai nostri concorsi, la chiamerei qui Giorgia Mattiello, facciamo un applauso. Bellissima Giorgia. Bella ragazza, mettiti in centro, adesso ti fanno un paio di domande e noi teniamo molto a questa ragazza perché tra l'altro ha portato anche le sue zie a partecipare questa sera, la mamma, e quindi ha vinto diverse fasce, so che va spesso ai concorsi e spesso vince. Volete fare una domanda a Giorgia? Beh, certamente. Intanto, come stai? Come ti sembra questa serata? Buonasera a tutti, io sto benissimo, una serata spettacolare, un sacco di mamme, insomma, di ragazzi che si mettono in gioco, soprattutto a questa età non è facile. Direi proprio. E invece, parlando un po' di te, come ti sei trovato con Fashion Eventi e con i concorsi appunto di Giulio Romi? Un'organizzazione professionale, Giulio Romi è fantastico, mi chiama E non l'hai sempre. pagata, vero? No, No, le ha mandato i cioccolatini. anzi non me l'aspettavo di intervenire. Tra l'altro Giorgia è anche una bravissima danzatrice, balla molto bene, peccato che non possiamo vederla stasera, e oltre ad essere molto bella è una ragazza intelligente e talentuosa. Un buon sangue del mente, è una bellissima famiglia. Grazie, buona serata. Continuiamo con il concorso di bellezza vero e proprio, quindi ora vedremo le nostre miss in abito elegante, quindi mi raccomando giuria, votate il portamento e naturalmente l'eleganza delle nostre miss. Esatto, e partiamo dalle miss della prima categoria, ovvero la categoria composta di miss che hanno dai 25 ai 35 anni.
contrattanti direttamente lì, che stasera hanno visto una persona che sicuramente poi si pensa anch'io, insomma. Ecco, allora direi, quindi anche vedete da lontano potete prendere tutti quanti gli abiti per le vostre mogli, per le vostre figlie da Roberta Melone nel negozio e fate vedere. Un altro grandissimo applauso e grazie mille per e adesso però si inizia un'altra parte della serata. Adesso andremo a eleggere e a vedere prima innanzitutto le Miss Top Curvy e direi di chiamare qui assieme a noi la patrona del concorso nazionale, ovvero Elisabetta Vicicca. Una salva d'applauso. Elisabetta, vuoi parlarci un po' del concorso? Certamente, grazie, buonasera a tutti. Intanto, sì, come avete accennato, si tratta del concorso nazionale per aspiranti Curvy Model. Siamo alla seconda edizione e questa è la prima tappa in cui poi gireremo in Italia. Vedrete questa sera 3 aspiranti Curvy Model. Ci tengo a fare una precisazione per quanto riguarda le ragazze che sfileranno questa sera. Sono 3 rappresentanti delle 3 categorie in gara, perché parliamo di curvy in senso generale, ma in realtà bisogna tecnicamente fare una distinzione perché le ragazze vanno suddivise effettivamente per categorie di taglie, quindi avremo delle curvy, plus ed oversize, questo per una correttezza insomma di informazioni. Abbiamo detto che apriamo le selezioni di questa sera che ci porteranno poi alla fine della prossima stagione per la finale. Abbiamo concluso la finale della prima edizione il mese scorso e questo diciamo con grande piacere abbiamo riaperto con largo anticipo perché comunque abbiamo ottenuto un discreto successo. E ci tengo anche a dire un'altra cosa: aprirà la sfilata una delle mie modelle ormai storiche, la Curvy Model Alessia Giozzo, che poi sarà in giuria perché ovviamente io mi asterrò dal voto. Grazie mille Elisabetta di questa idea. Hai già detto tutto te. Ultima cosa, com'è nata questa idea? Allora, la cosa è nata qualche anno fa. Io nasco come designer per le curvy, quindi ho creato una decina di anni fa una linea di lingerie per donne morbide. Quando ho iniziato non esistevano le modelle professioniste in carne e quindi ho dovuto andarle a pescare tra le donne che vestivo. Ho cominciato poi a formarle giustamente perché comunque in passerella bisogna andare in una certa maniera. Hanno cominciato ad avere successo perché poi, diciamoci anche la verità, le aziende, i negozi non esistono solo per le taglie slim, ci sono i negozi per le taglie morbide e i negozi per le taglie morbide, le aziende che creano abiti per le donne morbide non possono giustamente rappresentare le loro creazioni con delle taglie che non sono corrispondenti. Quindi ecco perché esistono modelle di varie categorie, quindi non esiste solo la modella classica, ma esistono anche modelle che rappresentano per esempio le aziende che fanno abbigliamento calibrato. Quando ho iniziato per l'appunto non c'era tutto questo, qualcosa evidentemente è cambiato e oggi siamo a Top Curvy. Grazie mille. Io ti faccio in bocca al lupo per questo progetto che è bellissimo e ora direi di iniziare. Un altro grande applauso a Elisabetta Vicicca. E direi di iniziare, quindi ci spostiamo e facciamo uscire la nostra testimonial, ovvero Alessia Tiozzo. Un applauso per Alessia. Alessia. Che bello. Solo che
certo vedremo le Miss in abito elegante. Quindi vediamole, accogliamole qui in passerella con un forte applauso e partiamo dalla concorrente numero 1. Vediamo un po' cosa hanno da dire queste tre fantastiche ragazze. Allora, partiamo dalla prima, ci mettiamo così. Alice, no, al centro, preferisci al centro, facciamo così tutto il pubblico può vederle bene. Cosa ti aspetti da questo concorso? Allora, questo concorso non mi aspetto niente, è stata un'esperienza nuova dove ho conosciuto persone nuove e mi sono messa in gioco. Vabbè, complimenti, è una bellissima iniziativa e mandate soprattutto un bellissimo messaggio. A te invece vorrei chiedere cosa significa tutto ciò per te e come hai intrapreso questo percorso? Questo per me è importante perché voglio far passare un messaggio che sembrerà banale ma per me è fondamentale. Anche con dei chili in più si può essere belle, sexy, carine, anche solo per una sera. Questo è il messaggio che voglio passare io quando sfilo e ci metto tutta me stessa. Complimenti, complimenti davvero. E tu, mi avvicino a te, sei giovanissima, tanto ho detto il nome giusto? Sì. Cosa fai nella vita e anche te, cosa ti aspetti da questo concorso? Vuoi lanciare un messaggio? Lo fai per te stessa? Prima di tutto l'ho fatto per me stessa, far vedere a me stessa che posso di più, che sono bella anche con dei chili in più. E poi, giusto per come anche la mia collega, per trasmettere il messaggio a tutti noi che abbiamo qualche chilo in più, che possiamo essere belle anche senza essere magre. Assolutamente, complimenti di queste cose, complimenti, siete bellissime. Complimenti a tutte quante, complimenti a questa iniziativa, alla patrona, davvero bellissime e complimenti. Prima di premiare loro ci sono le tre fasce speciali, quindi io direi a Gini Ferro-Blog, Fabio Gottardo e la terza non mi ricordo chi è, voi avete la scritta. Miss Portogeria che premia Alice Bertina. Alessandra Cavaliere che consegna la fascia di Miss Giniferro Blog, scelta appunto dal videomaker Mario Bonesi, facciamo un grande applauso. Miss Giniferro Blog intanto vince un buono Amazon da 50 euro e una video intervista per Giniferro. Mario, chi dobbiamo chiamare per Gini Ferro-Blog? Alessandra Cavaliere viene a premiare Miss Giniferro Blog. Vai Alessandra, che è del negozio Naturel di Abano Terme, è arrivata anche il 4 maggio, pronta per fasciare. Fascia Gini Ferro-Blog, videomaker Mario Bonesi e Michela Trevisan. Roberto per la fascia di Miss Eleganza, Roberto del negozio Le Particulier. Fascia eleganza del negozio dei particolari di Vicenza è? Renza Pietrobon. Terza fascia che chiamiamo Alice Bertina che consegna la fascia di Miss Fotogenia scelta dal fotografo Fabio Gottardo. Non mi ricordo mai il nome del DJ. Il tuo nome?
Un applauso a DJ Lorenzo del Corriere dei Castellini questa sera e un ringraziamento. Tieni un po' sul volume di Irene quando parla perché il volume è un po' basso. Siamo alla terza fascia Extra Super riservata appunto fuori da votazione, che chi c'è a premiare è Alice Bertini. Alice Bertini del negozio Wonderland di Intimo e Mare ad Alava Terme, che vince questa fascia di fotogenia, e poi non so se Fabio Gottardo vuole dare il book fotografico, ne riparlerà poi con la Modena, è Cristina Fiaia. Proprio così le fasce extra sono vinte. E direi di andare a premiare la terza classificata, quella della prima categoria. Che abbiamo qui vicino a noi Stefano Casagrande e anche Rosy Forzato, che andranno a premiare le terze classificate. No, allora faremo terza, seconda e prima della prima categoria, terza, seconda e prima della seconda categoria, terza, seconda e prima della terza categoria, ok? Allora, Rosy Forzato, la fascia della terza classificata della prima categoria, Rosy Forzato Miss Over. Una foto di Stefano premiare la terza classificata della prima categoria, che è esattamente Vanessa Contiero. Un applauso! Seconda classificata, super batterista della prima categoria, e direi di chiamare qui a fianco a noi Mariangela Fantin. No, non c'è, Non c'è, allora Elisabetta Di Cicca. Chiama anche Giuseppe, Abbiamo anche Giuseppe Mioni. Chi vuole premiare? Fate il sorriso. Ecco la candidatura. Questa è la quarta edizione di Fashion and Over, concorso di agenzia dell'agenzia Fashion and Eventi, e dopo il quarto anno veramente un grande successo, tante partecipanti venute da tutta Italia, siamo super felici, sono tutte ragazze molto umili, contente. Siete contenti? Sì, aspetta che vediamo se avete vinto. Non importa, bravissima, fantastica. Ringrazio nel frattempo, se mi permettete, Elena Pelà per il backstage che ha seguito tutte le ragazze. Fabio Gottardo, il nostro fotografo ufficiale, Mario Bonelli, l'intero blog, tutta la giuria. Potete andare con la... cos'è, la seconda? Sì, esattamente. Vince, sempre battente la prima categoria, seconda classificata, Cristina Fiaia. Un momento tanto atteso, prima classificata la prima categoria, teniamo qui vicino a noi Jessica Del Bo, presidentessa di giuria questa sera. Mentre ci raggiunge stiamo per premiare la fascia, per così dire, d'oro, quindi la prima classificata della prima categoria. Ricordo anche che le prime tre classificate di ogni categoria vincono un viaggio soggiorno valido per 4 persone per una settimana, valore commerciale 400 euro, valido fino a dicembre 2019, quindi potranno andare in vacanza con amici e parenti. Ci sono le buste che non sono state consegnate e le consegnano pure alle ragazze che sono state chiamate terza e seconda. Guarda, ricevono anche omaggi offerti dal negozio Natura e dell'osteria di Alba Terme. Ma ora premiamo questa prima classificata. La prima classificata della prima categoria è
Andrea Posanna. Andiamo a premiare la terza classificata. Premia questa volta Stefano Casagrande. Sei un po' distante, Stefano. Eccolo qui, Stefano Casagrande premia la terza classificata appartenente alla seconda categoria. Ricordo la seconda categoria dai 36 ai 45 anni. Silvia Gamberoni. Siamo a... chi chiamiamo? Ora chiamiamo appunto Giuseppe, un altro giurato, che va a premiare Giuseppe Mioni che ci raggiunge, facciamogli anche un grande applauso, grazie per essere stato qui con noi. Andrà a premiare la seconda classificata della seconda categoria. Si aggiudica il secondo posto va Madalina Arricciu. Andiamo con la prima classificata della seconda categoria che viene a fasciare. Alice Bertin. Di negozio Grondeland di Abano Terni. Si sta avvicinando con la fascia e anche la coroncina. Prima classificata è Alessia Trevisan. Siamo alla terza categoria, terza ed ultima, da 46 anni e oltre, chi viene a fasciare per la terza? Direi che possiamo chiamare Stefano Casagrande a fasciare la terza classificata della terza categoria. Super richiesto Stefano questa sera. Ti va bene questa sera, Stefano? Sei stata tu Claudia a decidere che venisse Stefano così tante volte? È il destino. Destino. Ok, vai. Allora, quindi la terza classificata della terza categoria che va dai 46 anni in su è Stefania Bertivaglia. Del secondo posto. Secondo posto chiamiamo qui Elisabetta Vicicca. La patrona del concorso Miss Top Curvi che viene a premiare la seconda classificata.
seconda classificata di questa sera per quanto riguarda la terza categoria è Michela Trevisan. Cadagò, bellissima, che ci raggiunge a premiare la prima classificata di quest'ultima categoria. Ragazze bellissime, brave, veramente io stasera non avrei avuto, abbassa un attimo gli acuti, grazie, avrei avuto difficoltà a stare in giuria personalmente, io non ho votato, mi sono sentito un po' tutte in assoluto, siete state tutte bravissime, avete sfidato molto bene, quindi lo so che sembra retorica, però alla fine la frase è la stessa, continuate così, se volete passerella, se volete farvi notare, le due gemelle hanno vinto 2 fasce, no? Ah no, solo una, non importa, comunque brave. Ok, siamo, c'è Jessica Dallò, presidente giuria, modella della festa degli eventi, che premia la prima classificata della terza categoria, che io non dirò il nome, dico solo una frase tanto viene fuori. Che te devo dire? Patrizia Terrapino viene da Roma. Adesso io pregherei tutte le ragazze, in primis le fasciate, di restare tutte qua per le foto che Fabio vi farà, che farà le foto alle fasciate, farà le foto a tutte le altre partecipanti, quindi non scappate. Ricordo che gli abiti in questo momento che indossano le partecipanti sono di Roberta del Particulier Negozio di Vicenza. Un applauso ancora a lei, grazie. E adesso continueremo con le premiazioni delle prime 3 classificate, che tutte e 3 prenderanno la fascia, ma che naturalmente ci sarà una prima con la coroncina. Chi dobbiamo chiamare? Ovviamente chiamiamo la patrona di Miss Top Curvi, ovvero Elisabetta Vicicca. Ma naturalmente chiamiamo anche loro le Miss Curvi, quindi accogliamole con un applauso e adesso verranno premiate qui davanti ai nostri occhi. Allora, la terza classificata per quanto riguarda le curvi ha la fascia della fotogenia e ecco, la fascia viene fasciata dalla Elisabetta. Vorrei chiamare... Chi? Vorrei che a premiare fossero Alice Bertin, Alessandra Cavaliere e Alessia Piozzo. Che vengano a fasciare la terza classificata dei Miss Top Curvi. Che è? Ragazzi, Vuoi dirlo tu? no. Allora, la terza classificata è Luana Perrone. La seconda classificata è Alice Zilio.
e resta naturalmente la prima classificata, Petruta Coca. La prima, la seconda e la terza classificata, tutte quante le liste hanno partecipato questa sera, hanno dato ai ragazzi un gioco, un divertimento, un'esperienza e continuate così. E grazie parenti, grazie a questo meraviglioso pubblico, grazie alla location che ci ha ospitato qui questa sera a Villa Italia, grazie a Giulio Romi, grazie a Fabio Gottardi, a Mario Noresi e grazie a te Claudia e grazie a te Irene. Grazie a tutti e buona serata. Grazie anche della parte della festa degli eventi, della nostra visita.